Ci siamo, continuiamo con i video in Villa Elitz e questa volta siamo pronti ad un'altra sfida memorabile, signori. Messi contro Ronaldo, Elitz contro Napoli Creators. Abbiamo scelto i migliori rappresentanti dei due gruppi per vedere chi alzerà finalmente la Coppa del Mondo. L'ha toccata CR7, nonostante il suo sogno non sia ancora realizzato. Invece Messi, che comunque l'ha già vinta, potrebbe toccarla e non lo fa, signori. Diverse sfide, tanti ospiti che faranno il tifo e sosterranno l'uno o l'altro. Vediamo un po' chi sarà il campione super mondiale della Villa Elitz. Comunque iscrivetevi al canale di Super Allan perché deve arrivare comunque ai 500.000 iscritti. Quindi signori, questa grandissima sfida comincerà con calci di rigore. Si alterneranno i due. Andiamo a segnare, dai, andate, forza, Che dai. mira Bobò. Cristiano Ronaldo. Reale. Grande posizione. Ale. Un tifo decisamente pro Ale. No, ma non per Ale, per Ronaldo. No, Ok. onestamente però per chi tifi? Harry. Andri, si sei impiuto contro Harry. Lo so, Ale è il mio preferito del Napoli Creators, ma Harry è mio fratello da troppo più tempo. Quando dovrò passare la palla a portavoce ci penserò. Signori, cambiamo Harry Lazza per Oliva? Arrivo per crociato, Si stanno cominciando a delineare un po' le fazioni, Vediamo. Passa da Superalla la prossima. Scattalo Harry. Parte Enrico! Sì! Grande Ronny! Calma. No, faccio tifo per Ronaldo io. Il primo che sbaglia di solito vince, calma. Sei falso, capitano. Sempre Ronaldo. Non esultare, Fuse Gamer. Portarsi su 2-0. McNell. Necnel Oliva! 2-0, esulta in faccia. Implacabile nei rigori. Harry Lazza questa Harry, volta non può sbagliare. Da dove vieni? Il Messi della Villa Elitz. Parte Lazza! Muore mai, oh. Bella sfida, che sono entrambi bravi. Ma pure a parare. Ronaldo non sbaglia mai sui rigori, dicono, perché se segna si porta a casa questa prima sfida. C'è sempre una pilota. Ronaldo! Rete! Dove l'ha messa? Dove l'ha messa? Bravo. Scuola NC, signori. Ma faccio tifo per NC, lui. Napoli Creators. È il più forte. Però per la seconda sfida ci trasferiamo in piscina. Che stai facendo? No, era quei palloni Ah, che ok. buttano a quale Oliva. Vedi? Quindi non tifa per Ronaldo. Mi ha portato fortuna. Bene, la seconda sfida è una sfida di precisione. Come vedete, dall'altra parte della piscina, sul bordo, c'è una piccola porta. Voi avrete 3 tiri a testa a partire da qui, quindi dall'erbetto, dal prato. Molto semplice, no? Ok. Per voi. Insomma. Capito, no? Parte Enrico! Buon tiro. Vabbè, ma Ale lo fa al primo tentativo. Sì, Andri? Cristiano Ronaldo dice ci sei André, perché punta all'obiettivo grosso. Niente. Andri. Vai, guarda. È la terminale vicino. Secondo tentativo per Che Harry Lazza. partecipazione Cristiano qua di- Sì, stanno così. Noi siamo i spettatori. Harry. Parte Harry! Fai il bagno Fuse Gamer. Di Andrea. No, Andrea! No. No! Perso. Secondo tentativo anche per Sento qualcosa, giovane. Regalamela. Cristiano Ronaldo. Il tiro! Sta girando però, È stato il vento, Guarda che gira. Terzo tiro per Harry Lazza. Vediamo se ci riuscirà. Lato però. Devi fare. Ale, questa è l'ultima opportunità. Ale Oliva all'ultima Napoli Creators! Il Napoli Creators! Madre mia! Ale, Non è ancora finita, è 2-0. Ultimo punto. ci trasferiamo per la terza sfida. Di nuovo al campo. Madonna, raga, ce la faccio, Guarda qui.
Madonna, raga. Terza sfida. Esatto. Siamo ancora qui a calcare il prato, come diceva il buon Gio. E soprattutto siamo ancora qui per una sfida di precisione, perché adesso Messi e Ronaldo, Henry Lazza e Ale Oliva dovranno cercare di colpire la traversa su 5 tentativi questa volta. Diciamo che Harry deve farsi sotto, perché è sotto 2-0. Vediamo un po', dai ragazzi. Inizio io, inizia Ronaldo. Inizia Ronaldo. Parte Cristiano Ronaldo. Parte il tiro. Non la prendo. Ride Fish Gamer, secondo. È un bel gol però. Risate a profusione. Le riso. Guarda chi sei! Ale, e anche uno. Ale. Ultimo tentativo penale. Niente. Sei impegnato. Tarallo per Ale Oliva. Attenzione, perché con una sola traversa Harry potrebbe farsi di nuovo sotto. Vai, Harry, vai. Al primo tiro. L'ha toccata. Ma fa culo a mamma! Si pece mamma. Harry, vai tutti, vai. Harry. Ha già vinto, ma vuole umiliarlo. Parte il tiro. Sono fuori. Penultimo. Bene. Vediamo se è l'ultimo. Ragazzi, bisogna mettere il muso davanti. Mette un po' più del muso, mette tutta la testa. 2-1. C'è ancora una sfida. È ancora tutto aperto. Bravo Messi. Signori, ci siamo trasferiti in un altro gioco, ossia calcio tennis. Caro Antò, si giocherà e si arriverà a 11 punti. Esattamente, ovviamente essendo 1 contro 1, ognuno potrà fare 3 tocchi, anzi 2 tocchi, e poi al terzo dovrà mandare la palla lì. Si può anche mandare di prima la palla nel campo avversario. Signori, non è finita qui, perché ci sarà un gran finale, però questa sfida potrebbe determinare il punteggio dal quale poi dopo partirà l'ultima sfida. E quindi per la palla vediamo la tecnica adottata da Cristiano Ronaldo, detto Ale Oliva. Questa è buonissima, attenzione, palla per Ale Oliva. Questa era solo per la palla, figuratevi il resto. Batte Ronaldo, risponde Messi. 1-2, palla subito di lì, di testa, usa l'ingegno. Bello scambio tra i due. Ale? Signori, che tecnica, che 2-0 per Ronaldo. Di scioltezza, signori, vabbè, stiamo assistendo a una sfida veramente di alto livello. Adesso Messi Ronaldo. Intanto però Ale batte. Doppio palleggio, palla buona. Il terzo tocco qui arriva, ne fa 3, ne fa subito uno invece Harry. Ancora sbaglia il tocco, 3-0. È partito nel migliore dei modi, però è ancora lunga la sfida. 1-2 di là. Tutto buono. 3 tocchi per Ale. Bello questo mezzo esterno. Bello anche questo di Harry. Palla buona di prima, questa volta sbaglia il controllo, però la mette comunque di là. Ale Oliva, signori. Scusate, devo chiamarlo così e non Ronaldo. Stiamo assistendo a un grande turno, a un grande match, a una grande sfida di tecnica. Applausi però. Applausi a tutti. Qualità. PSP. Questa è qualità, però questa è anche 4-0, quindi Harry deve darsi comunque una mossa. Ecco, lo fa. Batte ancora. Questa è buona, però Ale veramente è dotato di una tecnica incredibile. Guardate lì, in scioltezza. Dopo allenamento, con i suoi compagni di petto. È buona Harry, è buona anche questa però. Harry non demorde, la manda lì. È tutto buono, tocco di coscia. Con ogni parte del corpo la toccano. Il primo punto. Bella. Si sblocca Messi e dice calma. 5-1. Allora, sono comunque tale e quale le sfide che facciamo. Uguale, Vedi, Felice. stesso livello. Batte Messi, batte 1, risponde 5. Fuori, bene. 6-1. Vediamo un po' se si rifà un po' più nella partita. 7-1. Cerca il fosso. Attenzione che il Rottweiler di San Vito sta arrabbiando. 1-2, rete. 8-1. Male Harry. Si dispiace, rimprovera se stesso, ma non deve demordere. Buona palla in campo, terzo tocco d'esterno, bella gira. 1, 2 e 3. Palla in campo.
1, 2, ok. Il gioco lo capiscono bene e lo fanno anche in modo egregio i due di testa. Secondo tocco, era buono, ha fatto bene a prenderla Ronaldo. Questo è un grande turno. Se la mangia Ale qua, 8-2? Batte 2, risponde 8. Attenzione Harry Lazza, mai darlo per vinto o per vinchia. Attenzione questo esterno. Buona. Ale l'appoggia. Anche qui c'è un bel tocco di Ale. Corta. I due si stanno conoscendo anche su questo tipo di campo. Grande punto di Ale, grande punto. 9-2. Bravo. Bravo! Solo applausi per queste sfide. Siamo qui al Foro Italico ad applaudire. Nadal contro Federer. No. Palla buona. Ancora. Usano le mani come i piedi come le mani e il petto però. Attenzione! Devo svegliarmi. La cavata in due pale. Devo svegliarmi. Ma che sei oro, vai giù. Puoi dire un mio sogno? Sì. Una rovesciata o una sforbiciata? Ale. Vabbè, se lo vuole fare Harry. 10-2, match point per Ronaldo. Palla dentro. Ale! Andiamo Ale. Buona. Ginocchio. Tutto al volo di prima. Bello, spalletta. Signori, cosa stiamo vedendo? Che match. 2. Ale! Ale! Mamma mia! Mamma mia, signori! Sei un fenomeno! Sei un fenomeno! Daniele. Ancora, io sono ancora vivo. Prossima sfida. Sì. Non è finita qui, perché il bello viene ora. Giovanni ci paga. Ah, no, Giovanni. È un fuori programma questo. No, perché se stavi per chiudere il video, brutto battan. Fai prima una cosa. Perché la sfida non è finita. Aspetta, intanto va già. Devono alzarsi. Ah, è vero. Perché state sul divano. Prendete il telefono. Stesso divano sta gente. Prendete il telefono, aprite l'app YouTube, iscrivetevi A tutti i canali pure in collaborazione. Sì. È importantissimo, ragazzi. Ora riposate, vi sedete e continuate a godervi lo spettacolo. Perché adesso c'è la sfida finale. 1 contro 1. Cristiano Ronaldo parte sul 3-1. Scusate la ripetizione. 5 minuti di gara, tutto ancora aperto. Palla al centro. Pronti? Quindi 1, 2, 3. Partiti! Vai Enrico. Tecnica di Messi che si porta palla fuori. Ale, vediamo se adotterà una tecnica passiva all'Allegri o offensiva alla Fabregas. Bravo Harry, così. Non farti fregare, da questo Leclerc. Harry è sotto. Leclerc. Attenzione, Ale Oliva in possesso! Era la sfida precedente però. Non è nessun Lo fa punto. sempre, ce l'ha nelle corde. A proposito di corde, vediamo Harry. In che senso? Non lo so. Harry Lazza. L'angolo. Ora vedi cosa ci si prova a sbeffeggiare. Vai. Harry Lazza! 3-2! Dice calma. Respira profondo, stringe i denti. Forza, dai, Si che caga questo su. Nestlé non può far niente. Gol di Ronaldo, signori! Che golazo! Golazo! 4-2. La partita è ancora viva, eh. Dai Harry, dai. Mi raccomando, continuate a vedere questo video, destro, ha solo quello. Harry! Fius chiama Harry, vediamo un po' se lo inciterà oppure lo demotiverà. Harry Lazza. Harry, che tiro! Mamma mia! Ci stava, è forte. Dai Harry, dai. Attenzione, Ali Oliva suola sul Fatti fregare pallare. da Nestlé, forza. Grande tocco, deviazione, possesso Ronaldo. Vai tu. Ronaldo in palleggio, vediamo se la alza, no, la abbassa. E può fare di tutto con quei piedi. Bravo Harry, così. Nel tempo di testa, diciamo, che l'ho passata io, Sono stato io. Signore Ronaldo! Ronaldo! Vai Harry. Recupera però Messi. Messi che dovrebbe segnare per accendere la fiammella. Razza! E lo fa! L'accende questa fiammella! Accendi Harry! Questo
Tempo, ce l'hai tu la palla, Nestlé, forza! Neslè. No! Attenzione! La prende. Vai Henry, vai tu! 4-3, è tutto ancora open. Dire! Vai, tempo. Sto necca di merda. Sono tutti girati, Harry, vai! Attenzione Harry. Mamma mia! Attenzione Ronaldo. Ronaldo, Harry, possesso no, Messi. Guarda lei come... Stoppo il tempo, Dio. Vincendo, che stoppi? Ah, ok. Vado col tempo allora. Ricordiamo che Messi ha comunque Tieni, un crociato rotto. Ovviamente. Però nonostante questo Da sta questo dando Knacknell. battaglia. 4-3. Vai, Harry. Basta un gol per mettere tutto in parità. Attenzione allo Dire le scatto braccia! Gioca. di Messi. Usa bene le braccia Ronaldo, esperienza si abbassa, prova con forse la mociata, vediamo se la fa. Non la fa. Destro sinistro. Ref, ma stanno un Knacknell qua che passa subito il pallone È al suo normale. assistito. Knacknell. La palla è andata fuori, l'ho data. Direttore? È giusto. Fuori va chi è in possesso. Torniamo al campo ragazzi. Dopo mozzarella e pomodorini e pancetta! Vado! L'ha toccata, grande gelato 4 minuti e ancora, caffè. sereno. Tranquillo, Harry, 4 minuti. Zitto, Knacknell. Messi. Stai. Interno esterno. Fai la mociata. L'ha fatta! Manca un minuto e sta facendo la mosciata. Ronaldo la alza, ancora la bassa. Un po' Enrique avanza e si ritrae. Vai, quanto siamo? Questa è la sirena. numero uno, Mancano dai. 30 secondi. Vediamo se Harry riuscisse a pareggiare. Eccolo! Ha pareggiato! Ha pareggiato Harry Lanza! Forza! Se Altro che riuscisse a Neclè! pareggiare, Zitto, Knacknell! Zitto tu, pari, forza! Harry, Zitta! sarebbe fantastico, l'ho detto. E lui l'ha fatto. Prego, 4-4. Prego, Harry. Che grande spettacolo. Dai Ale, dai. Sì! Bravo, Harry, bravo! Da Vai! da- Dai, no, dai! Aspetta, no, aspetta. il pallone, oh! Come batti tu Toccare! Dai! Vecchio! da questo momento ci saranno altri 45 minuti. Il recupero. Da questo momento golden goal. E ora chi segna? La alza. Harry, mi raccomando, Dopo le tantissime visualizzazioni, Madonna! non c'è tempo, c'è solo la voglia di segnare e di vincere. Mentre Giovanni si sfrega le mani dopo le tante visualizzazioni. Ora sì. No, Harry, no, senza incrociato, ricordiamo! Mirko! Ma che Mirko? Lui ha fatto ingegneria infermietica! Guardate, nel frattempo guardate. Non è giusto. Lo so che non è giusto. Loro lo sanno chi è più forte. Troppo forte mio fratello. Bravi. Harry, È stato veramente troppo duro ragazzi, non ci credevo neanche io di vincere su 1 contro 1. Però qualcuno da lassù mi ha aiutato sicuramente. vero Verale, io sto in mezzo. No, io sto notando che il 50% del Napoli Creators è contro di me, però vabbè. guarda come è felice. No, allora ragazzi, mo togliendo un attimo lo scherzo da mezzo. La fortezza di Ale, La famiglia vera! Vai, continua il discorso! la forza di Alessandro Oliva è di un altro pianeta. Però veramente io quest'anno mi sto sorprendendo della forza di questo ragazzo. Cioè non è possibile, vai giù. Si è allenato perché- tutto, dai 2 anni si sta allenando di Non nuovo. bisogna mai mollare nella vita ragazzi, nonostante le cadute, bisogna continuare a lavorare e performare. Io ti dico una cosa, ti posso fare una domanda prima che alzi la coppa? Ricordi quel 5-0 pallone d'oro contro Samuel? Sì. Fosse adesso con Croce... Altri 5 me ne darebbe tranquillamente. Bene, allora... È sua! Dammi una mano. Non accetto la mano. Oggi non accetto la mano del capitano. Va bene, ci vediamo a settembre. La forza! E quindi è proprio come dicono nei commenti, con o senza crociato, vince sempre Lazzarato! Applauso anche ad Antonio per record di telecronache di video in video. Ho superato Sandro Piccinini. Questa è Applauso la anche mia a coppa. Benny il Coglion. È il maestro! Il maestro! Facciamolo vedere il maestro!